Il tempo non verrà più lasciato scorrere con inerzia, troppo ne è passato, anni ben 6, 3 mesi, 21 giorni, ore e minuti. Ecco da quanto la cattedrale di Agrigento è chiusa al culto. Non basta più ricordare quel 25 febbraio 2011, adesso il tempo si conta ed è sinonimo che tutti questi anni di promesse sono serviti ad impiegare tempo ed ancora tempo. Adesso c'è un contatore che parla e replica da solo ogni secondo. L'orologio è stato pubblicato sull'home page del sito web dell'Arcidiocesi di Agrigento, dei direttori del Centro per la Comunicazione dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile. Obiettivo è tenere alta l'attenzione e ricordare che si è in ritardo di anni. Il contatore parla da solo e lo fa con tanta eloquenza da non poter essere smentito. L'obiettivo della singolare idea nasce per sensibilizzare chi di competenza. La cattedrale è chiusa da 6 anni, il tempo ha portato con sé promesse e tavoli tecnici, ma anche patti di ferro, che poi si sono sciolti come neve al sole. La cattedrale sta lì, in un silenzio diventato nel tempo assordante. Se per il manufatto i soldi sono stati trovati tra un finanziamento regionale e la restante parte a carico della Curia, non è lo stesso invece per il costone sottostante, i 5 milioni di euro che avrebbero dovuto essere stornati dalla protezione civile regionale ancora non ci sono. E la protezione civile non può neanche fare il bando europeo necessario a cercare esperti e specialisti per realizzare il progetto esecutivo per il consolidamento del pendio perché servono complessivamente 1,5 milioni di euro.